Ufficializzato il riacquisto della società di calcio dell'Agragas, si tratta di Mauro Veneroso, fantasista, classe 1996, che si presenta così ai suoi tifosi. Sono molto felice di aver scelto Agrigento per la nuova stagione 2023-2024. Volevo ringraziare in primis la società per avermi dato questa grandissima occasione di giocare in una piazza come Agrigento. Un saluto particolare a tutti i tifosi dell'Agragas e ci vediamo il 24 luglio per iniziare questa nuova avventura tutti insieme. Non vedo l'ora di cominciare e di gioire insieme a tutti voi. E intanto la società biancazzurra dell'Agragas è stata premiata per la vittoria del campionato di eccellenza Girone A. Sul palco è salito il dirigente Totò Bottone e ancora Desiderio Garufo, che è stato votato il miglior giocatore in assoluto del campionato di eccellenza A e il miglior centrocampista della stagione. Poi Antonio Elazzai, miglior portiere del Girone A dell'eccellenza, Juan Manuel Barrera, miglior difensore, sempre nel campionato di eccellenza Girone A, Bernardo Baio, miglior giovane mister Nicolò Terranova, miglior allenatore del Girone A dell'eccellenza. Presenti all'iniziativa, oltre al dirigente Bottoni, i calciatori Baio e Garufo.